Sono state rinnovate le cariche dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento. A maggioranza dei sindaci è stato eletto presidente con 21 voti su 40 il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, con 2 voti in più del sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, presidente uscente. Sì, sono fresco di carica. Oggi abbiamo fatto già la prima riunione in cabina di regia e ci sono ottime novità. Entro il 13 agosto verranno immessi tramite i pozzi 150 litri d'acqua a secondo, è una nota importantissima. Comunque sto lavorando insieme con tutti per giustamente da un lato recuperare quest'acqua, dall'altro invece di non perderla lungo le condotte e quindi per il rifacimento delle condotte idriche di tutta la provincia. Però lei è stato particolarmente critico per questa gestione all'inizio del suo insediamento avvenuto qualche giorno fa. Sì, io ho detto che dobbiamo rivedere la gestione, a giorni convocherò AICA insieme con il consiglio direttivo di ATI, perché vogliamo vedere, dobbiamo fermarci e vedere realmente come la gestione, come va, se va bene e se non va bene bisogna migliorarla, perché gli utenti oggi si lamentano e quindi da quello che dicono gli utenti la gestione è fallimentare. Ecco, in cosa si potrebbe migliorare secondo la sua idea e secondo la sua esperienza anche di sindaco? Le migliorie innanzitutto è della qualità del servizio e soprattutto della tempestività degli interventi. In un momento di crisi tipo per esempio come questo, io parlo da sindaco, non è possibile che ci siano delle perdite di acqua che si vedono sopra suolo e AICA stenta ad intervenire a riparare queste condotte. E se parliamo di condotte che rivestono, come ho detto poco fa, sul soprassuolo. Lei ha già avuto un incontro con l'assessore al ramo Di Mauro? No, ci siamo visti oggi in cabina di regia, ci siamo dati un appuntamento ora a martedì in assessorato al Dipartimento. L'assessore vuole a tutti i costi risolvere questo problema della crisi idrica, è a fianco a noi e questo ci consola.